ritrovati all'ultima edizione della mattina del TG Flash di New Sicilia. È stata rinviata al prossimo 30 gennaio l'udienza del processo che si celebra a Caltanissetta, 30 imputati nato dall'inchiesta sul cosiddetto sistema montante. Per la vicenda, che è nata da una tranche dell'inchiesta sull'ex leader di Sicindustria già condannato in appello in abbreviato a 8 anni per corruzione per rivelazione di notizie coperte dal segreto d'ufficio e favoreggiamento, è in corso il dibattimento di primo grado davanti al Tribunale a carico di esponenti delle forze dell'ordine, imprenditori e politici. Chiesto dai difensori il trasferimento del processo a Catania, il TAR ha fissato la Camera di Consiglio per il 10 maggio 2023. Arrestati 2 pregiudicati palermitani di 38 e 34 anni, responsabili di più reati e atti di drammatica violenza a spese del guardiano di un autolavaggio nella zona di Viale Lazio a Palermo. Ieri notte le volanti sono intervenute per la segnalazione di una rapina in corso. I poliziotti all'interno dell'autolavaggio hanno sorpreso e raggiunto 2 malviventi che avevano messo in atto un tentativo di fuga. I 2 hanno fatto irruzione all'interno dell'attività, giunti a bordo di una vettura rubata in un altro parcheggio e con il volto nascosto da felpe e mascherine hanno minacciato il guardiano di aprire la porta della guardiola. Al suo rifiuto hanno infranto il vetro della finestra con un estintore strappato dall'alloggio e hanno svuotato il contenuto addosso al malcapitato per stordirlo e renderlo inoffensivo. Intervento di soccorso da parte della Guardia Costiera di Siracusa a seguito di richiesta da parte del comando di bordo di una nave mercantile in navigazione a largo delle coste di Avola a causa dell'infortunio di un marittimo. Dopo una prima istruzione telefonica sull'immobilizzazione dell'arto dell'infortunato, l'intervento della motovedetta ha permesso il trasporto del marittimo all'ospedale di Siracusa. Diverse iniziative si tengono a Catania oggi per l'anniversario della morte di Pippo Fava. 39 anni fa, durante una sera di pioggia, la mafia ha deciso di fare fuori il giornalista, scrittore, drammaturgo, saggista e sceneggiatore siracusano, ucciso con 5 colpi di pistola davanti al Teatro Stabile di Catania da Cosa Nostra. A Fava la verità è costata la vita. Sono diverse le iniziative pubbliche che si terranno oggi nel territorio etneo, organizzate da Assostampa in suo ricordo. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti nel pomeriggio alle ore 16. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio su ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.